Brontolone. Bestia. Amici, buongiorno da Palazzo Moneta. Siamo appena arrivati, sto morendo di freddo. C'è un cagnetto là. C'è un cagnetto qua, non so Che ci se sia segue. dei vicini o speriamo non ci faccia scoprire. A parte che è tutto aperto, quindi c'è poco da scoprirci, ecco. Comunque, vabbè, siamo appena entrati e già ci sono le pareti affrescate, si prospetta una bella esplorazione. Sono onesta, non ne so molto di questo posto perché abbiamo deciso all'ultimo ieri sera di venire qua oggi, quindi non ho molto da raccontarvi adesso, esatto, semmai metterò dopo le informazioni. Intanto andiamo a scoprirlo perché sembra proprio bello. Andiamo. Il complesso sorge isolato su quella che originariamente doveva essere una proprietà della famiglia Verità, successivamente passata alla famiglia Moneta. Cosa sta facendo? Cosa sta facendo? Guarda, per fare una foto. Che tiritare. Che tiritare per fare una foto. Vedi, almeno ho il grandangolo, riesco a vedere. Sono stata rapita da una pianta. Sì, Peccato che sta scoprendo. perché è tutto aperto, cioè metà finestre non ci sono. È umidissimo, è freddissimo e queste cose qua si rovinano, c'è poco da fare. Nel 1557 il banchiere Cosimo Moneta, entrato in possesso della proprietà per via ereditaria, diede avvio ai lavori di costruzione della villa che si conclusero nel 1563, data incisa sulla meridiana posta sul lato sud dell'edificio. Durante il periodo in cui fu proprietà di Cosimo Moneta, la villa fu teatro di feste e divertimenti. Ho toccato il microfono, scusate. In teoria dovrebbe esserci anche delle statue. Ma abbiamo fatto il giro in tondo? C'è. Sì. Credo che siamo entrati da di là. Sì. Anche le entrate. Che belle che erano. Nel 1577 la villa entra a far parte dei possedimenti di Federico e Antonio Maria Serego, vendutagli dai figli di Cosimo Moneta, gravati dai debiti insoluti del padre. I Serego resero la villa il centro di un'importante azienda agricola e a loro probabilmente si deve la costruzione delle due enormi barchesse, opera del XVII secolo. Oggi la villa, dopo un tentativo di restauro intrapreso nei primi anni 2000, giace in uno stato di grave abbandono, in cui tutte le decorazioni stanno lentamente scomparendo. Qua hanno puntellato tutto il soffitto. È tutto affrescato. Caspita. No, tutto puntellato qua. Però, questa razza di caminetto. Caminetto e lavandino in marmo. Sì. Ma qua si va su, però. Sì, esatto, cioè, ho il primo gradino che arriva al mio ginocchio. No. Saliamo di là che è più facile. Ma guarda che luce che c'è qua. Hai visto sotto i tuoi piedi? Il disegno? Lo stemma. Sì, ma anche fuori ci sono, ma sono tutti coperti dalle piante. Su? Sì. Davanti io? Sì. Strano, non sto riprendendo il muro però. Come? Non sto riprendendo il muro. Ascolta, ma nel passato avevano tutti i piedi piccolini che fanno sti gradini? Può essere. Perché continuo a toccare sul gradino davanti. Beh, è tipo la villa del caminetto rosso. Sì. Ti ricordi?
Arrivo. Scatto matto. Guarda sta stanza qua. Guarda il soffitto. Sì, ma vieni a vedere qua dentro cosa c'è. No, ma fammelo vedere, vabbè. Il bagno? Vai dentro. La vasca vecchia. Che bello. È una scemenza, ma mi piacciono da morire queste vasche così. Miseria. Vuoi farti le foto fighe da Urbex? Girati. No, dai, solo un po' il culo. Vabbè, ma sono sporchi. Sta lavorando proprio qua. Vabbè, stiamo attenti. Hai visto qua? Come? Ma l'avevo visto anche giù. Sì, ma anch'io l'ho visto. Arborino, scalvelatura. E secondo me o sono i colori originali. O volevano sistemarlo. Sì, ma se tu senti il rilievo come se avessero scavato, insomma tagliato per far venire fuori il colore originale per poi procedere al restauro, no? Invece, Però, ciao. Li ho visti un po' in giro dappertutto. sì. Tu giù il caminetto. Scusa, vedi anche qua. Ce n'è un altro? Sì. Sì. Anche qua. Mhm. Sta lavorando sotto. Stiamo attenti. Che bello. È per andare nel sottotetto, penso. Non lo so. Eccola. Sembra solido. Ce n'è una sola. Sola ce n'è. Sì, Però. l'avevo visto in altre foto e ho visto solo questa, insomma. Là sto a posto. E qua c'è scritto sarà Giovanni Battista Cesotti. Sì, però c'hanno Ma è affittata. Maestri del Regno Unito d'Italia, ma è rotto. Cerchiamo su internet. Sì, però L'han tutta rovinato. l'utilità di andare su a fare le scritte sulle mani. Sulle mani dappertutto è pieno. Guarda, è pieno proprio. Sì, sì. Ragazzini stupidi. Ecco qua, abbiamo finito il giro a Palazzo Moneta. Sì, Bello. bello, sapevamo che ormai dentro non c'è niente, ma solo gli affreschi che abbiamo trovato valevano Anche la statua. e la statua, valevano il giro. Molto bella. È come sempre un peccato però vedere tutto lasciato così. Chissà che si vede secondo me che a un certo punto avevano Sì, iniziato qualche lavoro. ma delle crepe ormai che Vabbè. è recuperabile forse. Bene, adesso penso che ci dirigeremo in un altro posto. Yeah. Io chiudo questo video, poi se verrà tutto un video unico, proseguo. No, lo credo. divido. Quindi chiudiamo questo video
Vi ringrazio come sempre di averci fatto compagnia in questa esplorazione. Lasciate like, dislike, commento, iscrivetevi al canale che mi aiutate tantissimo a crescere e a emergere, diciamo, Ancora vuoi crescere? nel mare di canali Urbex che ci sono su YouTube. Se qualcuno nota anche il mio, ne sono contenta. E ricordatevi di Patreon, dove trovate tutte le gallerie delle foto che non pubblico sul blog, e quindi di seguito ricordatevi anche del blog, ma trovate tutti i link nella info box sotto il video e ci vediamo alla prossima esplorazione. Adesso andiamo a mangiare? Fame. Andiamo a mangiare. Ciao.